canta sta canzone. Tu vecchia mutanda, tu con l'elastichino blu chiusa dentro ad un cassetto nel mio vecchio comò. Tu vecchia mutanda, larga un po' di gamba che non si usa più. Se tu ci metti l'anima quando parli con le persone, anche se c'è una telecamera, non importa. Sposta una balla. Che le balle rimangono. Sposta la balla, fai finta di spostare. Ma Cazzo. non dire cagate che noi non siamo gente di balle. Dio moro la cale, e di mio moro la cale. Le ragne la pascudien, e lì da parte d'uomo. Bel rumore che si. Le secca, si c'è calcica, diceva una volta. Qua rimangono tutte le proprietà. Ecco, adesso io sto facendo un lavoro che purtroppo, a parte qualche persona anziana, diciamo è andato in disuso, perché praticamente sto qua, batti la falce, battendo la mano riesci a renderla più sottile, di conseguenza taglia molto meglio, però è un lavoro abbastanza faticoso e specialmente ci vuole tempo, ci vuole dalle 3/4 d'ora, un'ora e un quarto. Farò un po' di fatica a battere la falce a mano, ma quando vado nei prati e inizio a sfalciare, io di fatica ne faccio meno, perché con questo sistema la falce taglia di più, di conseguenza tagliando meglio faccio meno fatica e vado via più veloce. Penserete, ma cosa fa quello lì? L'equilibrista? No, faccio contadino. Non sono su un filo, non sono in un campo. Vedete? I zoccoli del contadino. Io la distanza le misuro con i zoccoli. 2 zoccoli, 1, 2 e mezzo. Questa è la distanza. Perfetto. Adesso faccio la riga per mettere le piantine dritte, se no va giù tutto zigzag. Allora per andare dritte faccio una riga in alto, una in basso. Ecco, tracchette. Ecco, questa è la linea più o meno dritta, dai. Ecco. Avete capito? Se non sono matti, non li volemo. In carne non li volemo se non sono matti. Amici, è vita. Perché con l'orto si vive, si mangia e si mangia bene. Se la cuccagna l'orto, te se fai il culo così, però te mangi. Del giro cosa ti ricordi di... La grossa emozione che mi è rimasta del primo passaggio del Giro d'Italia qua da noi è l'ultima grossa dimostrazione di classe del Pantani. Quello è il ricordo più bello che ho. Poi tutti gli altri giri che sono passati, sì, ti danno qualcosa, però la più grossa soddisfazione rimarrà sempre quella e nessuno me la toglierà, perché proprio ha dimostrato per l'ennesima volta la sua classe, dopo tutto quello che aveva passato. L'importanza del giro che torna in Cagna. Per me comunque le mucche, il culo delle mucche rimangono più importanti, anzi hanno un valore migliore. Però sai, anche il Giro d'Italia, e non tagliare neanche una parola, il Giro d'Italia ci ha fatto sicuramente conoscere. Però se noi non curiamo il territorio, questi passano e
Se ne vanno. Quello è il problema. Cioè, no, penso che ci abbia insegnato qualcosa sta roba qua. Zero. Dove si vive, la terra in cui sei nato e decidi di vivere, devi amarla e devi proteggerla e curarla. Come sempre la tecnologia bisogna saperla adoperare, tutto lì, questo è il succo, non essere contrari, ma saperla adoperare nel modo giusto, perché se c'è un imprenditore, una persona che non ama gli animali, anche se la tecnologia agevola, poi la differenza secondo me lo fa sempre la persona. L'amore, la passione che uno ci mette logicamente, tutto lì, questo è il succo. Everything gonna be alright.